Le sacre reliquie di San Calogero, provenienti dalla città di Frazzanò, in provincia di Messina, arriveranno a Favara domenica 30 luglio. Un momento importante per la città e per i fedeli del Santo Nero, tra i più venerati in provincia e che viene festeggiato a Favara nella prima domenica di agosto. Le reliquie arriveranno alle ore 10:15 in piazza Kennedy e saranno accolte da Don Michele Termine, parroco di San Calogero, dai parrocchiani e da tutti i fedeli che vorranno essere presenti all'importante momento. Quindi partirà la processione per le vie della città di Favara con arrivo nella parrocchia di San Calogero, dove alle ore 11 ci sarà la celebrazione eucaristica. La chiesa rimarrà aperta ininterrottamente fino alle ore 18:30 per permettere a tutti la venerazione delle sacre reliquie di San Calogero. La giornata si concluderà alle ore 19 con la messa nel largo San Calogero dinanzi alla chiesa, preceduta dal vicario generale Don Giuseppe Cumbo e animata dalla Schola Cantorum della Basilica Cattedrale San Gerlando di Agrigento. Ospiteremo le reliquie di San Calogero che provengono da Frazzano in provincia di Messina. Quest'anno con il comitato abbiamo pensato di abbellire un po' la festa ospitando i resti del santo che vivremo proprio il 30 di luglio con l'accoglienza che sarà in piazza Kennedy alle ore 10, poi ci sarà una processione, alle ore 11 verremo qui in chiesa, poi le reliquie saranno esposte, onorate e anche venerate dal popolo favarese e da chiunque voglia venire anche dalle altre parti della nostra diocesi, e poi la sera alle ore 19 ci sarà la celebrazione eucaristica con il vicario generale Don Giuseppe Cumbo. Perché la presenza delle reliquie del santo ha un significato particolare per tutti i credenti? Perché le reliquie sono onorate proprio perché i santi, siccome avevano Gesù nel proprio cuore, il corpo è come se fosse la teca della presenza di Cristo dentro di noi, quindi la Chiesa venera le reliquie proprio perché coloro che sono stati santificati come San Calogero sono stati i contenitori che hanno avuto lo Spirito di Cristo dentro di loro. E infatti l'aureola dei santi testimonia proprio la luce di Cristo che era presente nel cuore di tutte le persone, di tutti i santi che hanno creduto. Verranno portate a spalle le reliquie dai vari gruppi, tra cui Mondo X, e altri gruppi anche dagli scout, ma anche da un gruppo di extracomunitari. Quindi come il Santo Nero anche loro porteranno le reliquie. Il Santo Nero venerato da tutti, il Santo Nero amato da tutti. Da tutti. Qual è la cosa particolare che tu senti di dire come fedele ma anche come componente del comitato? Sicuramente l'accoglienza nei confronti di tutto il popolo favarese, l'accoglienza di tutti i gruppi di Favara, infatti sono stati invitati proprio tutti, esclusivamente tutti i gruppi di Favara, in modo che sia una giornata gioiosa e solo esclusivamente per il Santo Nero. Don Michele, per chiudere, i fedeli perché devono venire qui a venerare San Calogero? Ma sicuramente per il Signore, perché noi sappiamo che dietro ogni santo, ogni beato, ogni credente c'è sempre la presenza di Gesù. Quindi quando noi guardiamo a San Calogero dobbiamo sempre pensare a chi c'era dietro di lui, Gesù Cristo. Quindi tutti i santi devono essere onorati perché hanno amato Gesù Cristo.